Sindaco, il 1° maggio sta arrivando, voi alla luce del successo che ha avuto la manifestazione di qualche settimana fa, quali saranno le reali ed effettive misure che prenderete per la salvaguardia di Scala dei Turchi? Noi dal 1° maggio in poi avremo un servizio di informazione là alla Scala dei Turchi, ci saranno quindi 2 persone la mattina, per tutta la mattinata, e 2 di pomeriggio, che faranno informazione e diranno ai visitatori, ai turisti che arrivano là, quello che si può fare e quello che non si può fare, quindi le cose che sono vietate. Quindi metteremo un paio di cartelli, indicatori con questa informazione e poi gli operatori che daranno le informazioni opportune. Ecco, spesso abbiamo assistito a filmati che girano sulla rete che testimoniano che la gente magari prende dei pezzi di pietra di Scala dei Turchi e se li porta. Anche in questo senso farete qualcosa per la salvaguardia del territorio? Le motivazioni che ci spingono a stare là presenti in quel posto sono proprio queste, quello di dire le cose che non si possono fare. Ovviamente non si potranno piantare ombrelloni, anche se ritengo che nella Marna non se ne siano stati messi mai, ad eccezione di casi particolari. Diranno che spalmare la Marna sulla pelle fa male e quindi non si potrà fare, e che non si potranno portare tratti di pietra, seppure dico non sono stati mai presi alla Scala dei Turchi, ma dalle frane che ci sono state là limitrofe. Ecco, voi avete ricevuto proprio qualche giorno fa un premio per la raccolta differenziata, è partita in tandem con Porto Empedocle, ma rispetto al comune empedoclino voi avete raggiunto degli obiettivi sicuramente più importanti, come mai? No, guardi, io non voglio fare paragoni con nessuno, tantomeno col comune di Porto Empedocle né con altri comuni. Noi riteniamo di aver lavorato bene, anzi benissimo. A questo proposito io ringrazio i cittadini di Realmonte che hanno capito bene qual è l'importanza della differenziata sotto tutti i punti di vista, intanto dal punto di vista dell'ambiente, della tutela dell'ambiente e poi anche dal punto di vista economico, perché questo io avevo preannunciato che avrebbe portato a delle riduzioni della Tari, cosa che è avvenuta. Noi abbiamo ridotto la Tari del 24%. E quindi È un fatto reale o politico, o annuncio politico? No, guardi, io sono ingegnere, non sono politico e quindi mi consenta di parlare, parlo sempre sulla scorta dei numeri. Noi abbiamo fatto il piano finanziario, il nostro dipendente, l'architetto Vella, che si occupa di questa materia, ha fatto un conto finanziario di quelle che sono le spese, quindi i costi della raccolta differenziata e del conferimento in discarica. Il ragioniere ha fatto poi una semplice divisione. I costi vanno ripartiti su tutti gli utenti, il risultato che abbiamo ottenuto è quello della riduzione della Tari del 24%. Le posso anche spiegare perché questa riduzione, perché noi fino all'anno scorso conferivamo in discarica, nella discarica di Montallegro e Siculiana di Matarana, conferivamo là con un costo alto dei rifiuti indifferenziati. Quest'anno ci sarà una riduzione dei rifiuti indifferenziati incredibile, ma non solo, ma avremo anche un ricavo. Devo dire che prudenzialmente noi non abbiamo tenuto conto dei ricavi che avremo dalla vendita della carta, della plastica, del vetro, solo abbiamo tenuto conto della riduzione dei costi di conferimento in discarica. Siamo passati quindi da 1.100.000 euro a circa 850.000 euro di costi e quindi con la riduzione conseguente del 24%.